Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi insieme a Radio Amore abbiamo due ospiti importanti. Sono uno l'architetto Laverde, Gioacchino Laverde del Rino Laverde del Comune di Delia, e il dottor Giovanni Proietto, sempre del Comune di Delia. L'architetto Laverde, dirigente dell'ufficio tecnico, mentre il dottor Proietto si occupa dell'ufficio relazioni pubbliche, comunicazione e informazione. Qual è l'argomento di oggi? L'argomento di oggi è la raccolta differenziata, perché a Delia, da quello, insomma, dalle notizie che abbiamo, sembra che si sia addirittura superata la soglia del 60% di raccolta differenziata porta a porta, con punte addirittura del 64%. Quindi un piccolo miracolo all'interno della nostra isola siciliana. Quindi vogliamo sapere a questo punto come si fa a raggiungere un obiettivo del genere. Chi vuole iniziare? Due? Sì, Penso l'architetto sì. Laverde, così. Buongiorno a tutti, ai radioascoltatori di Radio Amore. Siamo stati invitati questa mattina appunto dal dottor Scarantino per parlare della nostra esperienza. La nostra esperienza della raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti, inizia da tanto tempo fa, cioè dire, nel senso che noi abbiamo avuto sempre dislocate nel nostro territorio delle campane per la raccolta differenziata, quelle famose campane che si vedevano una volta, quelle gialle, verdi, bianche, e i cittadini già erano abituati a collocare il rifiuto in forma differenziata in queste campane, quindi già periodicamente venivano svuotate e quindi si vedeva il cittadino sensibilizzato a effettuare la raccolta differenziata. Chiaramente era una raccolta differenziata fatta dalle persone che erano più sensibili, dalle persone che non so, erano più vicini al problema ecologico, e quindi c'era questo modo di fare. Non c'era un obbligo? No, non c'era un obbligo, erano queste campane dislocate in alcune, erano 5, chiamavano isole, nel centro abitato dove c'era un po' di spazio, e lì venivano allocate e veniva differenziata la plastica, il vetro e la carta, questo tipo di tipologia soltanto. Nel 2010 invece noi apparteniamo al lato CL2, quello di Gela, ci è stato imposto di cominciare la raccolta differenziata, perché l'ATO aveva fatto una gara, la se l'era aggiudicata la ditta SAP che tutt'oggi svolge il servizio, e quindi avevamo questo obbligo di iniziare la raccolta differenziata, quella che viene chiamata porta a porta. Iniziamo questo tipo di lavoro nel giugno del 2010. È un'opera difficile stata all'inizio, perché cosa bisognava fare? Si è distribuito a una parte del nostro territorio, quindi un quarto, diciamo, del nostro territorio, cioè un'ampia zona. Abbiamo distribuito i kit che consistevano in un secchio marrone dove inserire l'umido, e davamo i sacchetti. È stato importante scendere in campo tutti per sensibilizzare queste persone a che facessero la raccolta differenziata in un modo corretto. Quindi si andava casa per casa consegnando il kit ai cittadini e spiegando più di una volta come fare, perché chiaramente non si era abituata. La cosa più semplice qual è? Prendere un rifiuto, prendere quello che non serve e metterlo in un sacchetto, metterlo nella pattumiera e disfarsene, perché il rifiuto, per legge, che cos'è? È qualcosa di cui bisogna disfarsene. E allora la gente fa questo, ovunque è più facile fare così. Invece noi abbiamo cercato di parlare con la gente, di far capire che tra l'altro come se fosse un gioco, e così abbiamo iniziato la raccolta di dati in questo quarto del paese. Io ho dei dati, sono numeri, magari può dare anche fastidio questi numeri. Noi facevamo, per esempio, nel mese di agosto del 2010 una raccolta differenziata, grazie a queste campane di cui parlavo, del 7,40%. Già nel settembre, cioè quando già abbiamo distribuito questo kit e si è iniziato in questo quarto del paese, già a settembre avevamo il 15%, quindi abbiamo raddoppiato la raccolta differenziata, tenendo conto che era soltanto un quarto di paese. Dopodiché abbiamo cominciato a ampliare
le altre zone a distribuire sempre questo kit, che ripeto è composto da un secchio e dei sacchetti di colore diverso. C'è il sacchetto dell'umido, che è quello in realtà di mais, perché poi è biodegradabile, diciamo, e poi altri sacchetti in plastica di colore giallo, verde e bianco, trasparenti, sono gialli, però sono in modo tale che si vede il rifiuto. Così abbiamo stabilito un poco come organizzare il servizio, perché tra l'altro noi non dobbiamo dare, la gente non si deve infastidire. È importante, è stata l'opera anche che ha fatto il dottore Proietto nella comunicazione, cioè comunicare e far condividere questo progetto ai cittadini, che hanno condiviso effettivamente. Poi nel tempo abbiamo ampliato, abbiamo impiegato almeno 6 mesi per ampliare e servire tutta la zona, tutto il paese, e oggi tutto il territorio comunale è coperto da questo servizio, porta a porta. Significa che ogni cittadino ha questo kit e nei giorni stabiliti esce il proprio rifiuto, lo mette dinanzi alla porta, passa l'operatore e glielo ritira. Il venerdì riconsegna i sacchetti che sono stati consumati nell'arco della settimana, e così continua quest'opera di suddivisione del rifiuto, perché il rifiuto così non va più in discarica. Tant'è vero che noi, posso citare delle date, noi portavamo in discarica questo rifiuto e avevamo fatture, ci veniva fatturato 22.000 euro al mese, 15.000 euro al mese, solo per conferire il rifiuto in discarica, conferire, cioè dire entrare in discarica. L'indifferenziato stiamo parlando. Dell'indifferenziato. Oggi invece abbiamo fatture di 4.000, 5.000 euro, significa addirittura un terzo, un quarto della spesa. Però voglio dire una cosa, non dobbiamo dire soltanto che la differenziata si risparmia, perché il risparmio effettivamente è relativo. Cosa succede? La differenziata costa la differenziata, e costa veramente. Però noi abbiamo, ci sono 4 ragazzi che lavorano in questa ditta che fa il servizio, quindi ci sono 4 unità che sono state in questi momenti difficili, dove tutti vengono licenziati, sono state assunte 4 unità, 4 famiglie che hanno un lavoro. Non solo, ma la cosa importante è che rispettiamo le regole, le leggi. La normativa europea impone la differenziata, la comunità europea impone l'abolizione delle discariche, e quindi noi cosa stiamo facendo? Le discariche è difficile momentaneamente togliere, molto difficile per come naturalmente viene programmato anche a livello regionale, perché ci dovrebbero essere termovalorizzatori che poi magari non so i benefici che potrebbero dare, i vantaggi, tutte queste cose qua. Però io dico che noi ci stiamo adeguando, almeno come Comune di Delia, a che il rifiuto in discarica sia il meno possibile. La percentuale più bassa possibile. Io posso dire una cosa, sì. Abbiamo avuto dei picchi, naturalmente il rifiuto ha anche un peso e cambia a seconda del periodo. Per esempio io dico nel periodo di marzo, aprile, maggio, il rifiuto è più pesante, perché in questo periodo è il periodo delle fave, dei piselli, dei carciofi, e questo è un rifiuto che pesa tantissimo. Noi lo mettiamo nell'umido, quindi noi è un vantaggio perché poi viene riutilizzato come compost, però questo è un rifiuto che pesa molto, quindi a seconda del periodo il rifiuto ha un peso maggiore. Per esempio anche a dicembre è il periodo dei regali, il periodo in cui si consuma di più, e quindi c'è più rifiuto, perché più si consuma nelle nostre società, almeno così, più si consuma e più il rifiuto aumenta. Quindi ci sono dei periodi in cui il rifiuto in forma indifferenziata, in linea di massima, è maggiore. Io posso dire una cosa, che alcuni dati, che noi abbiamo superato diverse volte la soglia del 60%, diverse volte l'abbiamo superato. Noi sappiamo che per legge bisogna arrivare al 65% per non incorrere a delle penalità. Però ho un dato di un mese particolare dell'anno 2012,
che siamo riusciti a raggiungere in quell'anno, che fu un anno, direi, fantastico. Fu il mese di luglio, abbiamo fatto il 69%, poi in linea di massima 65, 65, 61, 66, 60, insomma abbiamo fatto dei risultati ottimi in quell'anno, perché magari da parte nostra c'era più attenzione, si vigilava di più, anche i vigili stavano attenti, e poi soprattutto una cosa, il cittadino deve essere seguito in questo, cioè il problema del rifiuto non deve diventare un disagio del cittadino, ma deve diventare anche un gioco. Io ricordo che le prime volte, nel primo periodo, quando le persone si incontravano a Denia, cosa si parlava? Ma tu scusami, dove la metti la carta stagnola? Ma tu scusami, la penna, quella dove la metti? Nella plastica o la metti nell'indifferenziata? Cioè ognuno si scambiava questo tipo di informazioni, e molte persone telefonavano ai nostri uffici, telefonavano all'UPI, telefonavano all'ufficio tecnico per sapere questo rifiuto dove devo mettere. E c'era sempre questa disponibilità da parte nostra a rispondere. Non solo, se avevano delle difficoltà, per esempio il rifiuto non veniva ritirato perché dimenticavano di metterlo fuori, noi glielo risolvevamo il problema, perché non doveva essere un disagio la raccolta differenziata. Una cosa che facciamo, un servizio che facciamo, è molto importante, è il ritiro dei pannolini e dei pannoloni. Siccome l'indifferenziata la ritiriamo una volta soltanto alla settimana, che è il sabato, e voi potete immaginare che ci sono persone allettate, persone che stanno male, persone anziane e anche bambini stessi, non con i pannolini. Tenere a casa il rifiuto una settimana è un disagio. Allora noi abbiamo preferito evitare questo disagio ai cittadini, cioè nel senso che ritiriamo i pannolini e i pannoloni 3 volte alla settimana, cioè dire il lunedì, il mercoledì e il sabato. Perché in fondo poi, a parte questi problemi dei pannolini e pannoloni, in effetti il rifiuto di indifferenziata ce n'è pochissimo. Io lo vedo con me, nella indifferenziata alla fine io neanche mezzo sacchetto riempio. Non dico che io sono molto virtuoso, però in effetti così, anche a volte la gente mi dice non ne facciamo indifferenziata, quello che si fa è un po' lumido, cioè l'intelligenza sta nel sapere discernere e fare la differenziata bene, perché poi diventa quasi un gioco e non un disagio. Allora, intanto vi devo correggere, non sono, avevo parlato di punti del 64, ma addirittura poi si parla del 69. 69 è stato soltanto un mese, è stato qualcosa di eccezionale, di straordinario, perché probabilmente è stato quel periodo, aumenta la differenziata, perché la percentuale è aumentata? Perché in quel periodo è aumentato forse sensibilmente, sicuramente, il vetro, perché si consuma nei bar, si consumava la birra, si consumano alcol, e quindi è aumentata l'indifferenziata sensibilmente. C'era questa, è stato un mese particolare, però in linea di massima abbiamo avuto il punto di 63, 64, 65. Per legge, per norma, dobbiamo superare il 65% per non incorrere a delle penalità, perché ci sono delle penalità per la raccolta differenziata non raggiunta per ogni punto. E qui volevo ricordare intanto ai nostri radioascoltatori che possono seguire la trasmissione anche in diretta streaming, quindi possono anche vederci sul nostro canale YouTube, basta cliccare nel motore di ricerca interno di YouTube Radio Amore San Cataldo e trovate il canale, e poi anche sul sito radioamoreweb.it. Una domanda dal punto di vista tecnico: ma la raccolta, comunque i rifiuti una volta differenziati, questa sembra una domanda banale ma non lo è, dove vanno a finire? Nel senso che molti cittadini, io parlo quotidianamente con delle persone che sono convinte e affermano: ma sai, poi sai che va a finire, fanno la differenziata e poi la vanno a buttare tutta in discarica, come se prima il cittadino differenzia e poi chi di dovere la ricompatta e la va a buttare. Cioè, non è vero, diciamo che non è vero. No, non è vero. Quindi come funziona? Ecco, funziona così. Cioè dire, queste sono le leggende metropolitane, poi non so per quale motivo i cittadini sono convinti sempre di questo. Non è così. Allora, ci sono i nostri operatori che cosa fanno? Mettono il rifiuto nei gasoloni, dopodiché li vanno a depositare in un'isola ecologica dove ci sono degli scarrabili e vengono depositati lì. Non appena gli scarrabili si riempiono, il rifiuto, il vetro, la carta, la plastica, l'umido, vengono conferiti in centri autorizzati, quindi che fanno, anche perché il rifiuto è una risorsa, diciamo la verità, perché poi a noi ci sono dei rimborsi con AI, ci sono i rimborsi, perché noi che portiamo il vetro, poi a noi viene in percentuale del vetro che conferiamo, ci viene dato anche un incentivo economico,
Quindi se io so che ho trasportato 10 tonnellate di vetro, poi a me questo mi deve ritornare. E solo se viene conferito in un centro di stoccaggio autorizzato questo viene fatto, perché poi viene pagato. Se non c'è, non può succedere diversamente, deve avvenire questo tipo di processo. Comunque da noi almeno il rifiuto viene conferito in questi centri, noi addirittura qua di recente, negli ultimi mesi, li conferiamo alla Sicura Ciclet, che è una ditta che lavora, che è qua di San Cataldo, e portiamo la carta, la portiamo qui perché economicamente è vicino a Delia e il trasporto, quindi si risparmia molto. Bene, benissimo. Sicuramente sarà stato difficile convincere, comunque informare e far collaborare i cittadini alla raccolta differenziata. Quindi volevo sapere anche dal dottor Proietto la sua esperienza come ufficio di relazioni pubbliche, quindi cosa avete fatto, come vi siete comportati. Sì, io sono stato chiamato non subito a collaborare al processo e al progetto che era stato già deciso che si dovesse iniziare, passare diciamo alla raccolta differenziata. Quello del rifiuti, quello dell'ambientale è sicuramente un fenomeno molto complesso, molto difficile, per tutta una serie di risvolte, per tutta una serie, perché è fatto, diciamo, costituito da diverse componenti e ci sono diverse variabili, molte variabili di cui bisogna tener conto, se no il progetto non può neppure esistere, diciamo, se non si considerano alcune variabili inizialmente. Una di queste è il fatto che questo servizio, come tutti i servizi, è costituito da una parte materiale, sicuramente da una componente materiale, ma la parte immateriale, cioè quella delle relazioni umane, è fondamentale, è preponderante. Il servizio si svolge in maniera preponderante con relazioni umane, quindi operatori ecologici, dipendenti all'interno quindi degli stessi uffici, operatori ecologici e cittadini tra di loro, quindi cittadini e cittadini anche loro hanno una parte nella veicolazione delle informazioni. I cittadini oggi sono abbastanza informati, vivono una situazione culturale che non è quella di 20 anni fa o di 50 anni fa, sicuramente sono in grado di capire certi fenomeni e bisogna tenere conto, diciamo, anche del loro grado di soddisfazione quando parliamo di servizi. Quindi una prima cosa, diciamo, il tentativo che abbiamo, ciò che ci siamo immaginati all'inizio è stato quello di capire cosa loro, i cittadini, pensassero di questo fenomeno. Abbiamo iniziato raccogliendo delle informazioni, delle informazioni che noi chiamiamo di natura qualitativa, certamente serviranno, che sarebbero servite dopo a quantificare il fenomeno stesso nel nostro territorio. Abbiamo iniziato con tutta una serie di incontri con gruppi di cittadini per raccogliere le loro impressioni rispetto, diciamo, al fenomeno stesso. Dopodiché abbiamo immaginato che alcune variabili potessero, diciamo, essere quantificate e tramite queste variabili poi costruire l'albero del servizio della raccolta differenziata. È stato molto utile, abbiamo scoperto alcune cose che non si vedevano facilmente e quindi abbiamo fatto sì, queste cose hanno fatto sì alla fine che il servizio potesse usufruire di questo apporto. Alla fine questo è servito per far condividere intanto il progetto stesso della differenziata, non dico al 100%, ma abbiamo, diciamo, dei dati che dimostrano che i cittadini di Delia
hanno gradito l'approccio stesso dell'amministrazione e hanno le idee chiare in merito a questo fenomeno ambientale. Le forbici 80-90% di gradimento del Sì, abbiamo fatto anche diverse indagini di customer satisfaction, dove abbiamo coinvolto anche ragazzi dell'università, laureandi e laureati. 2 di questi hanno fatto addirittura una tesi di laurea sulla raccolta differenziata a Delia, che è stata anche utile poi alla fine per noi, insomma, per il comune dal punto di vista tecnico. Alla fine poi questi dati sono serviti anche a organizzare meglio il servizio e a fare una buona comunicazione, una comunicazione consapevole, una comunicazione sicuramente più efficace e che tenesse conto di queste variabili che man mano andavamo mettendo, diciamo, in chiaro. Poi l'altro approccio era stato quello che dovevamo mettere in atto alcune cose che erano importanti. Per esempio dovevamo far sì che per comunicare bene dovevamo utilizzare un linguaggio adeguato agli utenti. E perfino l'ordinanza che era stata scritta la data ce l'ho qui, il 31 gennaio del 2012, era stata scritta un'ordinanza sindacale, ma mi ero accorto che era scritta in perfetto burocratese, per cui ho proposto subito. Quando pagine era, non ricordo quando pagine era. Sì, ma non è una questione di pagine, no, ma anche di pagine. Un'ordinanza che introduceva l'ordinanza che porta a porta obbligava i cittadini. Sì, l'ordinanza che anche le penalità che venivano, le sanzioni, il comportamento. La raccolta differenziata con la previsione delle sanzioni, eccetera, gli orari di raccolta. Questa era l'ordinanza, la prima ordinanza sindacale scritta in perfetto burocratese. Quindi incomprensibile per la sicuramente per la maggior parte. Era incomprensibile, ma era un mio vanto, perché io sono un burocrate e magari mi vantavo di aver fatto opera anche mia, diciamo, mi vantavo di aver fatto questo capolavoro così. Subito, da un punto di vista burocratico è ineccepibile. Sì, è ineccepibile perché c'è tutto, dicevo tutto, sottolineavo, dicevo, ripetevo, considerato, rilevato, ritenuto, visto, e tutte queste cose qua che poi in effetti il dottore Proietto, quando l'ha riformulato, ha detto ci riformuliamo un'ordinanza in questo senso, l'ha proposta al sindaco, effettivamente qua eravamo su un altro pianeta. Diciamo, a me francamente mi ha fatto saltare dalla sedia leggendo questa, per cui ho subito proposto una rivisitazione dell'ordinanza per riscriverla nel linguaggio della semplificazione amministrativa. Non dobbiamo dimenticare il linguaggio più vicino ai cittadini, che noi abbiamo degli strumenti normativi che prevedono questo. C'è un ultimo provvedimento, diciamo, ministeriale del 2005, cosiddetto circolare Baccini, che indica alle pubbliche amministrazioni di utilizzare un linguaggio più semplice, meno oscuro, insomma, più comprensibile, più leggibile. Che significa più il cittadino ti comprende, più è portato a collaborare. Ma dico, perché sostanzialmente dobbiamo utilizzare un linguaggio più chiaro, più leggibile, più comprensibile? Perché il servizio della raccolta differenziata, essendo un servizio, quindi ha natura di servizio, necessita della collaborazione dei cittadini. E quindi necessita che siano attivati dei processi comunicativi, perché se non si fa questo c'è una non condivisione del progetto e quindi c'è un fallimento potenziale del progetto, si rischia che il progetto non vada avanti fin dal primo momento. Quindi la decisione politica, la policy amministrativa, diciamo, individuata, quindi la scelta, la decisione va sempre corroborata, supportata fin dall'inizio dalla comunicazione. In questo caso la comunicazione ad occhio, perché poi la comunicazione deve supportare anche processi di marketing territoriale di tipo istituzionale in questo caso. Perché bisogna fare questo? Perché ci si è accorti, in letteratura ci sono, diciamo, stralci che indicano questo,
in maniera chiara. C'è uno studio di Fiorentini, che è un ex rettore della Bocconi, dell'Università Bocconi, il quale dice che in effetti anche nella pubblica amministrazione, alla stessa maniera che nel privato, ci potrebbe essere il rischio della concorrenza. In che cosa consiste allora la concorrenza nel pubblico? La concorrenza nel pubblico non è data dal fatto che ci sono altri concorrenti che fanno lo stesso servizio, ma dal fatto che il cittadino non utilizza quel servizio offerto. Quindi il momento in cui i cittadini non utilizzano un servizio che è stato predisposto dall'amministrazione, quello equivale a concorrenza. E quindi questa è una cosa gravissima che bisogna, come dire, evitare in tutte le maniere. Come si evita questo? Con processi di analisi del contesto, con una profonda analisi del contesto, e poi con la messa in atto di processi comunicativi. Ma per fare questo è necessario che il territorio venga studiato, che tutte le variabili in gioco vengano messe, vengano analizzate e vengano tutte, diciamo, messe a sistema. Faccio un esempio. Noi siamo passati, diciamo, da una condizione da tempo, ci sono state diverse fasi, dalla fase, diciamo, della rivoluzione, da una società agricola a una società industriale, alla società industriale alla società dei servizi, alla società dei servizi di ipertecnologizzata, diciamo. Scusate un po' il pasticcio. Questo ha fatto sì che la produzione dei rifiuti subisse pure delle modificazioni, perché prima c'è stata una forte produzione, poi fino ad oggi dove, diciamo, in teoria si dovrebbe osservare una riduzione dei rifiuti, perché una persona più informata, una persona che ha un livello culturale più elevato, in genere dovrebbe, come dire, produrre di meno. Ma lì subentra un'altra variabile. L'industria è in sintonia con questo, e allora la pubblica amministrazione, l'amministratore dovrebbe anche preoccuparsi paradossalmente di avere un rapporto con l'industria, la produzione al monte dei prodotti, è complessa la cosa, però se non si inizia il processo, questo processo non si, come dire, ci perdiamo poi. Già la comunità europea mi sembra che al riguardo sia abbastanza precisa nelle sue direttive. Sì. Quindi abbiamo fatto questa ordinanza per far sì che i cittadini comprendessero meglio i termini della questione. Questo ci ha consentito di rifare l'ordinanza, intanto in maniera con linguaggio semplificato. Abbiamo fatto dei testi e questa ordinanza viene capita benissimo da persone che hanno la quinta elementare. Ci sono degli studi particolari che fanno capire chi la potrebbe capire questa ordinanza. Perfetto. E allora si è fatto questo studio, è venuto fuori che chi ha un livello di studio di quinta elementare può tranquillamente capire quell'ordinanza. Qui ci voleva forse una laurea, non lo so, però noi abbiamo un linguaggio tecnico, è un linguaggio molto tecnico, ma molto, e poi anche le leggi stesse sono così, anche le leggi non è che lo possono capire tutto, ma le leggi non è che sono emanate per gli avvocati o per chissà che, è emanato per i cittadini. Solo che però al capirla, a leggerla, la legge, l'ex, che si dovrebbe effettivamente leggere, poi si ha difficoltà, tant'è vero che poi ci sono 100.000 interpretazioni. Non è un problema comunque di contenuti, perché gli stessi contenuti che sono qui, ci sono qui. Non è che qui ci sono meno contenuti o meno cose, diciamo, dette. Cioè, la semplificazione non significa è un problema di comprensibilità. Perché le sanzioni ci sono applicate pure qua, sono scritte qua quando si paga per la sanzione, solo che è detto in modo diverso. E perché abbiamo fatto questo? Perché ci dobbiamo preoccupare del linguaggio quando parliamo di comunicazione, quando parliamo di... Tra l'altro vede anche con meno parole, no? Sì, con meno parole sicuramente, ma guardi, lo potrà vedere lei stesso, insomma. Devo lasciare queste cose. Sì. Questo ci ha consentito pure di riscrivere, anche tradurre questa ordinanza in rumeno, che è in arabo pure, che è una delle componenti per le vostre comunità. Sì, noi la comunicazione, dottore Boretto, la comunicazione che facciamo, perché noi comunichiamo spesso con i cittadini, qualunque servizio facciamo, fermiamoci qui nella raccolta differenziata, ogni volta che c'è qualche novità noi lo comunichiamo. Per esempio nel corso del servizio che facevamo la Corepl cosa ha fatto?
che è quello che si occupa della plastica, dell'utilizzazione della plastica, ha consentito, attraverso l'ANCI, hanno fatto una convenzione, ha consentito che anche piatti di plastica e bicchieri di plastica potevano essere inseriti nella plastica. L'anno scorso? Sì, bravo, sì. Perché prima invece questo rifiuto veniva messo nella indifferenziata, quindi noi i piatti di plastica e i bicchieri di plastica li mettevamo nell'indifferenziato. Poi a un certo punto l'ANCI con la Core, mi pare che fu, praticamente hanno fatto sì, come presso questa convenzione, che il rifiuto, questo rifiuto, cioè dire i piatti di plastica e i bicchieri di plastica utilizzati, venissero messi nella plastica. Noi abbiamo fatto dei piccoli manifestini che venivano messi all'interno, cioè quando svuotavano i cittadini, quando i nostri operatori svuotavano il rifiuto dell'umido dal cestello che noi davamo, mettevano all'interno un manifestino, che è questo qua, dove dicevano: a partire da oggi piatti, le posate e i bicchieri di plastica vanno messi nel sacchetto della plastica, non più nell'indifferenziata. I piatti e i bicchieri vanno prima svuotati dagli avanzi di cibo. Questa è stata una difficoltà forse? No, subito, immediatamente, perché naturalmente prima subito i cittadini, perché tutti ce lo chiedevano, ma perché i piatti di plastica non devono essere messi nella plastica visto che è plastica? Noi dicevamo: non lo sappiamo il motivo qual è, però il rifiuto va messo così perché abbiamo delle convenzioni che stabiliscono questo. Dopo l'ANCI l'ha cambiato, il corso dopo, e l'abbiamo fatto. Cioè ogni volta che noi dobbiamo fare qualcosa, c'è una novità, noi lo comunichiamo con manifesti, lo comunichiamo a volte anche, se c'è la necessità, immediatamente attraverso una macchina che con dei microfoni, delle cose, annunciamo che cosa cambia. Quello che facciamo lo comunichiamo sempre, perché il cittadino deve essere sempre informato di quello che facciamo, e soprattutto cerchiamo di fare condividere quello che si sta facendo. Io ho fatto, diciamo, il servizio è nostro, il servizio di raccolta della differenziata, ma il lavoro di operazione della differenziata la fa il cittadino, che cosa fa? Differenzia a casa il rifiuto, lo mette ogni sera fuori davanti a casa sua, e quindi noi abbiamo fatto sì che ci fosse questa partecipazione. Il cittadino, io devo essere contento, e il cittadino d'Italia è contento quando va nei paesi limitrofi e vede il cassonetto. Cioè, inizialmente noi, quando si è tolto il cassonetto, il cassonetto non esiste più, il cassonetto è stato un trauma, il cassonetto che non c'è, perché tutti eravamo abituati, quando si riempiva la nostra pattumiera, si riempiva, cosa facevamo? Ci faceva comodo, devi scendere, prendevamo la cosa e la buttavamo in qualunque ora del giorno, della notte, non ce ne fregava più di tanto, lo mettevamo là dentro, il problema nostro era finito, non avevamo più problemi. Quando abbiamo tolto i cassonetti, però cosa succedeva? Molte volte nel cassonetto, sai come si riempiva, c'era il sacchetto, qualcuno che sai, un po' incivile non lo apriva e lo buttava per terra, era sempre un luogo... Come capita anche tra San Cataldo, Caltanissetta, Palermo, eccetera, scioperi, rimangono i cassonetti stracolmi. Sì, c'è questa immagine. Allora cosa succede? Quando noi abbiamo tolto il cassonetto è stato un trauma per tutti, diciamo, perché non essendoci più il cassonetto, però quando noi andiamo in altri paesi c'è ancora il cassonetto, io ricordo c'è qualcuno che dice: ma come si fa a passare vicino a un cassonetto? Come si fa ad aprire un cassonetto sporco di immondizia e mettere il rifiuto là dentro? Ci sono, guarda che noi facevamo pure così, l'abbiamo fatto per tanto tempo, l'abbiamo fatto sempre così, si può dire, perché noi siamo nati un po' anche con i cassonetti. Quindi qual è lì? Cioè, adesso che siamo abituati a non avere più i cassonetti, a non avere quell'immagine sporca, perché è un'immagine diciamo di inquinamento visivo di questo problema. Adesso è diverso, però ci rendiamo conto quando andiamo in altri luoghi dove ci sono i cassonetti. E ripeto, era una cosa diciamo, come si fa a aprire un cassonetto, cioè, come facevamo prima. Tra l'altro questi cassonetti molto spesso sono sprovvisti di coperchio. O di coperchio, oppure non si aprono bene, ce lo devi spingere, non vengono lavati periodicamente. A questa difficoltà, diciamo la verità, l'avevamo anche noi, non è che non l'avevamo pure noi. Però per fortuna quando l'abbiamo tolto ce ne siamo anche liberati da questi cassonetti, perché molte volte anche là, e anche perché il rifiuto non era controllato. Quando c'è il cassonetto noi non è che sappiamo cosa c'è là dentro. Là dentro ci va un po' di tutto, anzi ci va tutto, e questo è il problema. In questo modo invece, con la differenziata, il sacchetto trasparente, molte volte succede, è capitato una volta anche a me,
che ho dimenticato l'indomani che cosa bisognava scendere, e scendo un rifiuto diverso rispetto a quello che deve essere ritirato. Per esempio, la carta della plastica, scusate, la carta e il vetro viene ritirato ogni 15 giorni. Quindi tu devi tenere conto il giorno in cui si scende, dopo 15 giorni scende la carta o il vetro. A volte capita che lo dimentichi, può capitare, e scende un rifiuto. Il nostro operatore non lo ritira. O quando si accorge che il rifiuto è molto sporco, si accorge per esempio che nel vetro c'è anche carta, c'è plastica, attraverso il segreto trasparente, lo lascia lì. E allora cosa succede? Il cittadino me ne telefona e si lamenta, dice: ma come mai me l'hanno lasciato? Dico: guarda, prendo nome, cognome, numero telefonico, chiamo l'operatore mi dice: guarda, il rifiuto non l'ho preso perché era sporco. Ho detto: guarda, il rifiuto sporco, ma come, non è possibile? A volte ci richiamo, allora lo controlliamo, dice: guarda, ho dimenticato, non mi sono reso conto che era così. Dice: vabbè, problemi non ce ne sono, la prossima volta stai più attento. Il disagio glielo togliamo lo stesso, perché l'operatore ritorna indietro, glielo va a togliere, non è che siamo proprio, dire, il disagio il meno possibile. Però loro sanno che quando il rifiuto non è pulito, ecco, sembra strano dire il rifiuto pulito, quando il rifiuto non è pulito non viene prelevato. Mi faceva riflettere questo discorso dei cassonetti, perché in effetti è vero che insomma, con i cassonetti così lasciati liberi ci può essere, c'è il rischio, insomma, di qualche illecità, nel senso che capita spesso, non facciamo tutte le bombasce, ma insomma capita che alcune attività industriali, artigianali, magari rifiuti che dovrebbero andare a conferire pagando a chi di dovere, invece li vanno a scaricare nei cassonetti comuni. Capita, sì, capita. Io lo so di per certo, perché alla mia zona molto spesso in passato trovavamo scarti di rifiuti organici che invece andavano smaltiti diversamente. E concretamente, dottore Proietto, cioè, come vi siete comportati? Vabbè, ci ha spiegato un po' allora, la teoria del piano di comunicazione, ma in pratica siete andati nelle case, avete fatto delle riunioni, avete mandato... Abbiamo iniziato con dei focus group. Perfetto. Dopo i focus group, diciamo... sono dei gruppi di controllo, dei piccoli gruppi dove si testa la comunicazione per vedere se funziona. Quali sono, diciamo, le impressioni, suggerimenti, nascono così in maniera quasi spontanea. E dopodiché traduciamo queste informazioni di primo livello, le abbiamo tradotte in un questionario di customer satisfaction. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo realizzato. Dal questionario siamo passati a una quantificazione di dati, alla costruzione dell'albero di qualità del servizio, dove abbiamo individuato con l'albero di qualità del servizio alcune componenti del servizio stesso che andavano o migliorate o, diciamo, presidiate o, come dire, corroborate con altre risorse finanziarie, eccetera. Quindi noi abbiamo poi alla fine avuto un quadro della situazione che ci consentiva di fare un monitoraggio costante del progetto, non solo dei processi lavorativi, ma della raccolta stessa, diciamo, della gestione della raccolta stessa. Naturalmente le cose non si fermano qui, perché poi alla fine c'è sempre la famosa domanda: ma perché il cittadino dovrebbe fare la raccolta differenziata? Perché ogni cosa che si fa la si fa perché ci deve essere una motivazione, ci deve essere un vantaggio. Questo è un problema che diciamo la comunicazione non può risolvere, ma è un problema politico che va risolto con soluzioni di natura politica. La comunicazione può aiutare sicuramente a far condividere i progetti, a far condividere, a migliorare i rapporti e le relazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ma sicuramente, voglio dire, sì, alla fine può anche aiutare a indirizzare verso una scelta invece che in un'altra. Sicuramente questo, perché dà poi delle informazioni migliori rispetto a quelle che si potrebbero avere senza attivare un processo di comunicazione. Sicuramente sì, però alla fine è sempre la politica, il politico, l'amministrazione che decide quali saranno le decisioni migliori in quel contesto e in quella fase, diciamo, storica del paese.
Dottore Schiavone, Voglio dire, mi riferisco, voglio dire, voglio dire questo qui, voglio precisare. Nel kit che distribuivamo veniva distribuito, oltre naturalmente alla pattumiera per l'umido che è di colore marrone, veniva messo i sacchetti, abbiamo detto che poi i sacchetti vengono consegnati ogni venerdì, veniva dato un piccolo bruscoletto dove è spiegato qui tutto quello che si deve fare, cioè dire nel sacchetto giallo che cosa va, e c'è messo quello che va e che cosa non va. Cioè direi qui è molto chiaro tutto quello che viene i tempi di acquisizione delle informazioni alla messa in pratica niente subito, non abbiamo perso molto tempo perché dicevamo i cittadini di Delia sono abbastanza abbastanza, perché tu non puoi dare un'informazione e poi dopo un mese fai partire il servizio, perché già te lo scordate. Certo. Il servizio partiva, noi lo consegnavamo, non so, il lunedì, già loro sapevano che il venerdì partiva il servizio, quindi cioè il tempo di coprire immediatamente dall'inizio i margini di errore alla... Inizialmente, diciamo la verità, c'era un po' di confusione, lo facevano. Infatti, se lei va nelle case... Quando è durato questo periodo? Ma niente, sarà durato meno di un mese per capire, perché, ripetevo, come diceva il dottore Proietto... Perché molti, oltre a dire che poi vanno a finire, abbiamo detto che non è vero, no, che vengono differenziati, dicono anche, ma per capirlo ci vogliono secoli. No, non è vero, è semplicissimo, anche perché è intenzione nostra, tra l'altro ci stiamo lavorando, realizzare il vocabolario del rifiuto. Lo stiamo un po' realizzando. Il rifiuto che cos'è? È proprio questo qua, cioè elencare tutti gli oggetti possibili e immaginabili. Naturalmente il vocabolario funziona per lettera, e stabilire quel rifiuto dove va messo. Senza tanta difficoltà, non c'è bisogno più che telefonano a noi, possono sempre chiamarci per chiarimenti, però già questo bruscoletto, questo vocabolario fa capire immediatamente dove deve andare il rifiuto, quindi è tutto chiaro. Diciamo che c'è un processo continuo di comunicazione. Diciamo che il dizionario dei rifiuti però è uno strumento importante e utile sicuramente, però che va attivato in una fase ben precisa poi della gestione del rifiuto. Attenzione, non è che si può attivare subito, perché può creare dei danni, perché uno va a leggere, sono le cose che vanno fatte per grado. Ci vuole prima attivare un sistema, il sistema deve essere, come dire, stabile, e all'interno di questo sistema attivare degli strumenti. Uno di questi sicuramente è lo strumento, un dizionario, un bellissimo strumento. E dicevo, che consente... se lei va nelle cucine dei Deliani, troverà sicuramente appeso questo volantino. Questo è un semplice volantino, questo è un semplice volantino che stabilisce i giorni in cui bisogna conferire il rifiuto, e quello dice benissimo. Il colore marrone ci dice che il lunedì si conferisce l'umido, il martedì che è giallo la plastica, il mercoledì nuovamente l'umido, il giovedì succede un fenomeno diverso, perché il giovedì una settimana si ritira la carta e una settimana il vetro, e quindi questo giorno è diviso in due parti, dove c'è la carta che è di colore bianco e il vetro che è di colore verde, dove l'unire i due colori, qui abbiamo un colore che è tra il verde e il bianco, che dovrebbe essere c'è questa piccola sfumatura, e viene pure quest'altro colore. Poi il venerdì che ovviamente è l'umido, e il sabato il nero ha lo stesso colore della pattumiera, certo, quindi c'è una coerenza anche di natura cromatica e il nero, che è il sacchetto nero, proprio dove va l'indifferenziata. Qui ci sono gli orari, c'è tutta l'informazione possibile, e tutti lo sanno che è così. E quindi non ci può, certo può capitare una distrazione, che si può scendere la sera o la mattina un rifiuto rispetto all'altro, può anche capitare, per l'amor del cielo, non è che cade il mondo. Poi quando l'operatore passa non lo prende, il cittadino lo riporta a casa. Ecco la differenza qual è. Se io mettevo il sacchetto del mio sacchetto vicino alla vicino al cassonetto pieno, allora io non lo riportavo a casa il cassonetto, scusate, il sacchetto di rifiuto, lo buttavo per terra. Invece adesso con il porta a porta, il rifiuto messo davanti alla mia porta, se per caso ho sbagliato o l'ho uscito il sacchetto involontariamente dopo che era passato l'operatore, io cittadino me lo ritiro e me lo porto dentro, perché il rifiuto lo identifico, è mio quel rifiuto.
Quindi io posso portare un mio rifiuto a casa mia, ma il rifiuto di un altro ci fa, diciamo la verità, ci fa schifo. Io il rifiuto di un altro non so neanche cosa c'era dentro, no, non me lo tengo a casa, non mi interessa, non è un mio rifiuto, è il rifiuto di un altro. Questo è importante, perché è capitato a volte che hanno fatto, ci sono stati, non so, degli scioperi, magari la cittadinanza sono stata ben avvisata. Allora cosa succedeva? Il rifiuto i cittadini se lo ritiravano dentro quando capivano che c'era il tuo problema. Adesso ci sarà, dico, lunedì c'è uno sciopero, perché la SAPE fa uno sciopero. Noi già abbiamo i manifesti pronti, i cittadini sono avvisati e sanno che lunedì non escono il rifiuto, per esempio, perché c'è questo sciopero. Lo usciranno quando? Lo usciranno quando il giorno in cui ci sarà nuovamente quella tipologia di rifiuto. Quindi abbiamo detto allora semplificazione, comunicazione costante verso i cittadini e collaborazione degli stessi. Una cosa più tecnica e poi di comunicazione, magari sembra la stessa domanda, cioè Delia è un comune di 5.000 abitanti, meno di 5.000 abitanti, quindi un comune diciamo piccolo della Sicilia. Questa vostra esperienza, sì, secondo voi potrebbe essere portata in altre città con più abitanti e perché, a parere vostro, in altre città invece il sistema della raccolta dei rifiuti, perché è tradizionale quello che è, non funziona, abbiamo visto che non funziona. E ancora, per concludere, se con l'introduzione delle SRR che andranno a sostituire gli ATO cambierà qualcosa o poi si tratta sempre delle stesse società d'ambito che cambiano nome ma nella sostanza rimangono uguali. Io dico una cosa, sì, lei ha ragione, Delia è un paese piccolo, è più facile gestire, il paese più grande, la città più grande è più difficile da gestire, però io voglio dire una cosa, perché Bologna, che credo che sia più grande di Delia e di San Cataldo, riescono a farlo? Che i bolognesi sono forse più intelligenti di noi, che forse magari saranno più sensibili, forse, non lo so, però scusate, perché loro sì e noi no? Questo ce lo chiediamo sempre tutti. Perché nel nord Europa, cioè usciamo anche fuori dall'Italia, lo fanno tranquillamente? Certo, hanno una cultura, un'educazione diversa rispetto alla nostra. Perché? Ma non sono più intelligenti. E allora noi dobbiamo cambiare anche in questo. Quando cioè noi abbiamo lavorato su questo, è vero. A scuola, per diversi anni, è stato fatto un progetto sulla differenziata. I ragazzi a scuola, nell'istituto comprensivo di Delia, portavano il rifiuto, lo portavano là e facevano una specie di gara tra le classi. Chi portava più rifiuto aveva un premio. Quindi già il fatto di avere un premio, ma non era tanto il premio in sé che poteva essere un oggettino, però il fatto di aver fatto del bene alla collettività. Era questa qua l'operazione. Quando noi per diversi anni abbiamo fatto questa operazione nelle scuole, i bambini erano a fare la differenziata. E lei mi creda, dottore Scherandino, sa chi è che chi fa la differenziata bene a Delia? Le persone anziane. Le persone anziane una contraddizione, no, sono le più ligie, quelle più attente, quelle più scrupolose, quelle che ti chiedono ma questo, a volte noi magari pensiamo che anche un po' superficiali, ma erano quelle che erano più attente perché volevano fare, lo vogliono fare, sanno che è un servizio, sanno che è un bene per la collettività e lo fanno bene. Le persone, magari possibilmente una persona di cultura, una persona che non ha un certo grado sociale, diciamo così, magari possibilmente non la fa bene, perché magari dà fastidio, non lo so, ma le persone anziane e i bambini sono quelli che fanno la differenziata benissimo. E a livello di costi? A livello di costi deve essere un piccolo paese, un grande paese? I costi sono gli stessi, non dovrebbero cambiare molto i costi, anzi forse il più grande è la città e i costi più dovrebbero abbassarsi secondo me, è questo, perché se viene un camion, un cassonetto, si trasporta un cassonetto per un piccolo paese, per un grande paese magari si riempie, quindi magari c'è la possibilità di un trasporto pieno, quindi io penso nel grande paese, nelle grandi città, potrebbe addirittura essere un vantaggio economico maggiore, però diciamo la verità, io lo devo dire, devo essere sincero, differenziare ha un costo maggiore, non è vero che c'è questo tipo di costo, almeno nei primi tempi e nei primi anni, dopo che si entra a regime, allora veramente c'è questa opportunità e questi vantaggi economici, ma dopo, all'inizio differenziare
costa molto molto di più. Però ne vale la pena, insomma. No, ne vale la pena perché all'inizio. è un fatto differenziale, dottor Scandino, è un fatto culturale, è un fatto normativo. Della comunità europea di cui noi facciamo parte, la legislazione europea e quella italiana impongono. Non è che dicono potete fare, dovete fare, si deve fare. Cioè non è un opzionale, si deve fare. Il fatto che non si faccia purtroppo crea dei problemi, ma si deve fare, è un obbligo ed è anche un fatto culturale, diciamo la verità. La carta, differenziamo la carta. Io vedo i nostri camion pieni di carta, quello là è un albero che non viene abbattuto, e l'albero lo sappiamo che è importante per noi nell'ecosistema del nostro mondo che stiamo vivendo, e sappiamo i problemi dell'inquinamento che c'è. E questo è importante. La plastica stessa, questi camion di plastica che partono, significa che noi riduciamo l'inquinamento, e questo è quello che è importante. Una cosa importante è differenziare, però questa da una parte devono farla anche le industrie. Lei compra un cellulare, lei fa un regalo, compra un cellulare. Partiamo una cosa banale, un regalo, un compleanno. Lei, quello che succede è impressionante. Cominciamo già con la carta che è tutta colorata, poi lo scatolino, poi il polesterolo, poi l'altro scatolino ancora, poi l'altra carta, poi, cioè praticamente è un... Dopodiché per quell'oggettino piccolino che è il cellulare, alla fine ci rendiamo conto che abbiamo un sacchetto di rifiuto. Allora dovrebbe essere anche la nostra industria, e credo che la comunità europea già dà delle direttive in merito, stanno facendo questo. Per esempio quelle che noi abbiamo le gialde dei caffè. Ci sono già diverse marche che stanno facendo in modo tale, perché la gialda del caffè non va, quella in plastica, non va messa nella plastica e neanche nel mondo, va buttata nell'indifferenziata. Sappiamo che adesso molti usano queste gialde. Ci sono diverse industrie che utilizzano queste macchinette, che stanno facendo in modo tale che la gialda vada messa nell'umido. Quindi faranno in modo tale, perché tra l'altro è un buon prodotto il caffè che viene poi utilizzato. Per dire, non è un problema soltanto poi del comune, del cittadino, ma bisogna partire, questi sono discorsi naturalmente più alti, bisogna partire anche dalle industrie, che devono evitare di fare tutti questi, cioè che alla fine un prodotto ha tanti rifiuti di cui liberarci, deve essere il meno possibile. Infatti la normativa che evita i sacchetti di plastica, adesso sappiamo come dove eravamo, io ricordo quando eravamo ragazzini, eravamo bambini, andavamo a fare la spesa con la borsa di pezza, che adesso è ritornata un po' la stessa cosa. Allora, poco fa diceva, abbiamo visto che è un piano anche politico che è interessato al discorso, ma poco fa diceva si deve fare la differenziata. Abbiamo capito che è interessato un piano politico. Ecco, dico, perché non si riesce a fare questa benedetta differenziata, a parte il vostro caso che è un miracolo all'interno del nostro territorio? Perché credo ci sono interessi economici? No, assolutamente non penso che ci siano interessi economici, perché anzi differenziare non è un problema più lavoro forse. Inizialmente sì, ma non è perché non si vuole lavorare, magari si hanno difficoltà, magari si hanno delle montagne. Anche noi, diciamo la verità, quando dobbiamo fare questa operazione, anche io avevo difficoltà, dico, ma con che aspetta dobbiamo fare? Cioè come si fa? A volte non si ha manco l'idea, dice, ma come facciamo? Come ci organizziamo? Ma come si fa porta a porta? Un condominio, per esempio, che ha 20 appartamenti. Dopo, in questo caso come funziona? Noi abbiamo la fortuna che non abbiamo pochi, per esempio abbiamo i condomini dove gli appartamenti sono massimo di 6, 7, 5 appartamenti, quindi bene o male. Però laddove ci sono questi problemi, come si fa? Effettivamente il rifiuto, ognuno cosa vuole fare? Vuole il suo rifiuto, lo vuole identificato, perché inizialmente avevamo pensato di mettere nei condomini un cassonetto comune. Sì. Il cassonetto comune non lo vuole nessuno, perché poi chi l'ha sporcato il rifiuto, chi non l'ha messo poi, diventa un problema. Questo sono delle problematiche, ecco perché la città come San Cataldo, dove ci sono questi palazzi con non so 10 appartamenti, 15 appartamenti, è più difficile, perché poi il rifiuto come si mette fuori e in che modo? Bisogna creare delle cose, ci sono le tecniche. C'è una regola che io, un suggerimento, diciamo, no? Sempre dal mio punto di vista,
fare la raccolta differenziata e passando da una situazione in cui non si faceva la raccolta differenziata a un'altra in cui si fa la raccolta differenziata, questo passaggio equivale a un cambiamento. Ora, quando c'è un cambiamento, in tutti i cambiamenti si devono osservare tre cose. La prima, tre muri di opposizione, tre resistenze forti, grandi. Allora, un politico avveduto deve iniziare a capire queste cose, a porsi queste domande. Io devo far cambiare, devo proporre un cambiamento, e allora mi aspetto sicuramente che ci siano tre gradi di resistenza. La prima resistenza, il primo grado, è che molti, anche i dipendenti, i cittadini, eccetera, diranno: io vorrei fare ma non so fare. Questa forma di resistenza si vince con l'informazione. Ecco, iniziamo a costruire informazione, a dare informazione. Ci sarà poi un'altra forma di opposizione, di resistenza, che è dovuta al fatto che i cittadini diranno: io so, ora so, conosco, ma non so fare. Questa forma di resistenza si vince con la formazione. Ai cittadini bisogna, come dire, dare delle conoscenze formative, bisogna, come dire, gli strumenti per saper fare. Per esempio a Delia l'amministrazione si è prodigata, un amministratore, l'amministratore di riferimento è andato esso stesso, diciamo, anche noi in parte andavamo lì a spiegare alla vecchierella. A volte che io ho consegnato il kit, esatto. Cioè io sono il dirigente dell'ufficio tecnico, sono architetto, eppure lui è il dottore responsabile dell'URPE, andavamo personalmente là a parlare con le persone e a consegnare. Questo è importante come esempio verso i dipendenti. Sì, questa è la seconda anche forma di resistenza. La terza forma di resistenza è quei cittadini che dicono: io ora so, conosco, so fare, ma c'è chi dirà non voglio fare. E ci sono queste forme di resistenza. In questo caso ci sono due cose da fare: la sanzione oppure l'incentivo. Sanzione o incentivo. Queste sono poi scelte politiche che dipende dal tipo di resistenza. Però se non si ha questo quadro davanti, sicuramente non riusciremo a venirne a capo. Quindi ci vuole una forte volontà politica. Ancorché è un obbligo di legge, il politico deve dire: devo iniziare questa cosa. E poi insomma fare in modo di vincere sia queste resistenze sia e poi organizzare tutti gli asset, tutte le risorse interne ed esterne perché metterle a sistema e quindi far sì che il processo inizi e continui in maniera sostanzialmente poi alla fine non è da quello che ho capito proprio obbligatorio magari il porta a porta, ma si possono anche studiare delle forme diverse. L'importante è che il rifiuto venga identificato che appartiene a quella famiglia, per cui quella famiglia, oppure poi può essere identificato anche appartiene a quel condominio. Sì. Ecco, può essere anche questo qua. Cioè, diciamo che i condomini non è che sono hanno sempre problemi, perché c'è proprio la parte che è più litigiosa forse che c'è in Italia come a San Cataldo mi ricordo l'anno scorso ancora funzionava, avevano escogitato un sistema col codice a barre che sembrava che funzionasse, però questo poi qua anche noi lo volevamo fare. Io volevo fare la raccolta differenziata porta a porta. Voglio dire anche un'altra cosa, che noi lo facciamo anche, ed è normale che questo avvenga, anche per le attività produttive, che il porta a porta per quanto riguarda le utenze domestiche è partito, come dicevo, nel periodo di giugno-luglio del 2010, ma le attività produttive noi sempre l'abbiamo fatto, o quasi sempre. Cioè noi mettavamo da parte, cioè passavamo nei negozi e ritiravamo periodicamente due tipologie, il vetro e il cartone. Adesso lo facciamo tutto, ritiriamo tutto. Però questi sono cioè, servizio porta a porta per le utenze, quelle domestiche, e quelle delle attività produttive, che collaborano. Cioè c'è la collaborazione da parte, inizialmente c'era una resistenza anche dei bar, dei ristoranti, dei supermercati, c'era questa resistenza inizialmente, dopodiché si sono abituati, hanno il calendario, hanno tutto, e se per caso può capitare che una utenza per diversi motivi ha un rifiuto
quel giorno ne ha prodotto di più, chiama il comune e il comune gli fa il servizio, va là a ritirarglielo, cioè non gli crea il problema, non gli crea il disagio. Ecco perché poi c'è questa collaborazione da parte del cittadino. Cioè, il cittadino bisogna farlo condividere, non bisogna esasperarlo, cioè non bisogna dire vamo a un mendelese, c'è la sanzione, ci faccio la multa, ti faccio vedere, perché la multa la puoi fare una volta, 2 volte, 3 volte, ma non concludi niente se non c'è una soddisfazione e partecipazione da parte del cittadino. E noi cerchiamo di farlo. Certo non siamo quell'isola che qua magari stiamo descrivendo chissà che cosa, magari se si parla con un cittadino di terra magari può dire sì, a volte non me lo ritirano, a volte succede questo qua, a volte lo fanno apposta, perché poi sono convinto, non so per quale motivo, il cittadino è convinto, no, l'hanno fatto apposta a non ritirarlo, ma figuriamoci, non è questo il problema. Però voglio dire che in linea di massima la soddisfazione, cioè quello che è il rifiuto, noi riteniamo che non debba essere un problema del cittadino. Il rifiuto è un problema dell'ente, del comune di Zega. Il cittadino deve semplicemente eseguire determinate regole che noi dettiamo e che non devono essere delle regole che devono essere pesanti per il cittadino, devono essere, infatti, in corso d'opera si può cambiare, infatti alcune cose noi le abbiamo cambiate. Non bisogna essere di statico non c'è niente, bisogna cambiare e capire, perché uno fa un progetto, si ritiene che quello sia buono, però se si accorge che bisogna cambiare alcune date, alcuni giorni, perché poi il cittadino ti dice guarda non conviene fare così, ma perché non si fa anche questo, ma perché non facciamo anche quest'altro? I pannolini, cosa fanno per i pannolini? Poco fa ne parlavo. Il cittadino telefona a noi, telefona ed è in un elenco viene messo. Noi sappiamo quante sono le persone e non chiediamo il certificato medico, non chiediamo niente. Il cittadino ci dice io ho bisogno che voi mi ritiriate i pannoloni e noi ci rechiamo lì. Cioè non c'è bisogno, tu mi devi fare la dichiarazione, mi devi fare questo, mi devi fare quello. Telefonicamente, se quel cittadino mi telefona a me e mi dice che gli devo tirare il pannolone, vuol dire che ha questa necessità e io non gli devo creare già il problema che ha del pannolone e fare altre, e venire al comune, il disagio, scrivere il certificato medico, a parte che sono anche c'è la privacy, ci sono tutte queste cose qua. Noi lo mettiamo in elenco, lo comunichiamo all'operatore e l'operatore sa che quel cittadino può uscire il pannolone. Se il cittadino però non lo comunica, che ha quella necessità, non gli si ritira. Cioè il cittadino deve essere partecipe. Bisogna attivare momenti di ascolto continuo, costante. Cioè non è un fatto occasionale la comunicazione è un fatto continuo, inizia e non finisce più. È un fatto fondamentale in un discorso di questo tipo. Cioè l'ascolto è fondamentale, perché se la pubblica amministrazione tramite i suoi organi si mette in ascolto dei cittadini, sicuramente poi saprà fare le cose meglio di prima. Quindi è un discorso politico, un discorso di organizzazione, di semplificazione e fondamentalmente di comunicazione e di ascolto. Io ringrazio, siamo giunti alla fine di questa, non so, volete brevemente, se volete, abbiamo dimenticato qualcosa, no, volete aggiungere? Oppure... Lei ci ha condotto, eravamo preoccupati, io ero molto preoccupato inizialmente. Una cosa che voglio dire, lei parlava poc'anzi se l'esperienza di un paese può essere trasferita. Sì. Sicuramente le esperienze che hanno avuto successo possono essere prese ad esempio. Però io sono, come dire, contrario e non ci credo, per tanti motivi che non staremo qui a spiegare, che una soluzione possa essere, come dire, calata sic et simpliciter da un territorio a un altro. Questo non va bene sicuramente, però quell'esperienza può essere utile ad altri soggetti che vogliono iniziare o fare le stesse cose, perché in quell'esperienza si possono trovare degli elementi che possono spiegare sicuramente problematiche che esistono nell'altra comunità, nell'altro territorio. Le soluzioni sono sempre in funzione del contesto. Ogni soluzione è in funzione del suo contesto. Però le esperienze utili possono essere, come dire, studiate e capite e farne tesoro. L'ultima cosa volevo dire, sì. A volte i cittadini quando vengono, io chiedo, faccio questa piccola indagine, come si comportano i nostri operatori? Io lo chiedo sempre. Come si comportano? No, sono educati, ogni volta che c'è una cosa subito poi loro vengono. È importante questo, perché l'operatore,
io glielo dico sempre ai nostri colleghi, io dico quando voi lavorate con il cittadino, a volte ci sono quelli che sono un poco pesanti, avere il rapporto con il pubblico si sa che è così, però voi dovete avere sempre pazienza, cioè il rapporto deve essere buono. Nel piano di comunicazione era previsto pure la formazione dell'operatore, infatti io come per far sì che loro sì, avessero una comunicazione consapevole nei confronti del cittadino, perché il servizio si esplica lì, è nel rapporto umano, nel rapporto diciamo sociale tra virgolette tra operatore e cittadino. Quindi quel servizio che era stato studiato a tavolino poi in corso d'opera deve subire quell'aggiornamento che si realizza lì, in quei momenti si realizza, quindi è lì che avrà successo o avrà insuccesso, è lì che il cittadino capirà se la sua amministrazione sta facendo bene o sta facendo male, perché è lì che l'identità dell'ente si manifesta e quindi l'immagine positiva o negativa viene fuori nel rapporto con gli operatori, nel caso specifico della raccolta differenziata. Ripetiamo allora un discorso politico, un discorso di organizzazione, un discorso di semplificazione soprattutto perché bisogna prendere di linguaggio più vicino ai cittadini, è un discorso di collaborazione e soprattutto di comunicazione costante e di ascolto costante. costante. La comunicazione si esplica fondamentalmente attivando processi di ascolto. Senza l'ascolto non c'è comunicazione. Bene, io ringrazio a questo punto i nostri due ospiti, l'architetto Rino Laverde, dirigente del comune di Delia, il dottor Giovanni Proietto del comune, responsabile URB del comune sempre di Delia, e oggi abbiamo parlato, come avete sentito, di differenziata e del piccolo miracolo di Delia, che adesso oggi sappiamo anche 60% di differenziata, ma in alcuni mesi addirittura il 69%, c'è stato un mese nel 2012, hanno raggiunto il 69%, veramente un miracolo, se non un miracolo questo in Sicilia, non so, complimenti grazie. A voi per questo grazie ai cittadini che collaborano e grazie a tutti i cittadini di Delia che hanno collaborato per questo obiettivo. Io rinnovo l'appuntamento mio personale per sabato prossimo, sempre alle 8:15 con nuovi ospiti, per parlare sempre di tematiche che riguardano il nostro amministrativo politiche, che riguardano il nostro territorio. Chi non avesse ascoltato tutta la puntata può rivederla sul nostro canale YouTube, basta andare su YouTube e sul motore di ricerca interno di YouTube, cliccare Radio Amore San Cataldo. Ok, vi lascio con i nostri programmi, a presto, arrivederci. Grazie, lei è stato bravissimo, io ero un poco preoccupato.